Non sempre sotto la neve pane, lo sanno bene gli operatori della montagna che vedono vanificare gli sforzi fatti per una stagione che poteva essere utile all'economia dell'impresa turismo. Ma ora tanta neve, poco sole, zero affari. La neve è importante, però l'eccesso di neve può rivelarsi, unitamente a blackout, unitamente a crisi economica, un grosso problema, perché l'italiano, che a differenza dei popoli o della clientela straniera, in particolare la clientela dell'est europeo, che magari va a sciare anche se nevica, va a sciare anche se piove, l'italiano si muove solo se c'è il sole, se c'è caldo. Non bastasse il tempo a guastare la situazione, in un momento già segnato pesantemente dalla crisi economica, ci si mette anche il sensazionalismo delle previsioni ed informazioni sul meteo. Esagerare con una situazione meteorologica attira molto audience, però può generare anche un grande danno all'economia del turismo. Danni dal blackout, non solo per quanto perduto in quelle giornate di fine anno, ma quanto per quel messaggio che ha segnato il dopo. Il blackout effettivamente ci ha colpito per pochi giorni. Cortina d'Ampezzo o Darabba, no? Quindi non le altre località ma le località primarie, nel mese di dicembre avranno lavorato 10 giorni, ok? Se tu ne togli 2 o 3 per blackout, significa avere un 30% in meno di incassi, significa azzerare gli utili. L'esasperazione mediatica, non è catastrofismo, di un blackout che ha visto tutti i gossipari e coloro che devono parlare di Cortina per dire che esistono nel palcoscenico dell'Italia, questa situazione ha sicuramente innescato anche effetti negativi che viviamo proprio in questo momento. Io credo che anche le mancate presenze nel mese di gennaio siano riconducibili al blackout, quindi secondo me abbiamo subito un grande danno.